Eccoci qua insieme con l'ANCI del Veneto. Chiedo a lei, Sindaco, ma a questo punto non è che si voglia in un modo o nell'altro, con le buone o con le cattive, costringere i comuni alla famosa unione dei comuni e quindi a perdere anche quell'individualità in virtù del fatto di dire un unico campanile sotto il quale si radunano tutti i comuni minori, fate quel che volete, ma questa sarà la prossima situazione. Dico con le buone o con le cattive, perché di fatto queste sono le cattive. Sì, però dovrebbero essere più chiari, cioè, il legislatore dovrebbe dirlo in maniera più chiara. Ma forse desterebbe anche molto clamore, perché dire a un cittadino perdi la tua identità comunale, abbiamo già visto le reazioni che ci possono essere, abbiamo avuto anche più volte rappresentanti di diversi sindaci che hanno detto non possono andarci a chiedere questo, sì, uniamo magari i vigili, e invece di fatto ti riducono sul lastrico, per cui o vai in co-housing oppure... Beh, questo l'esempio infatti perché... ce l'abbiamo, cioè i comuni sotto i 3.000 abitanti e sotto i 5.000 abitanti ormai non riescono a fare assolutamente niente. Nei prossimi 2 anni saranno i comuni sotto i 10.000 e via via finché arriveranno, ci si attesterà intorno ai 20.000. 20-30.000, perché quello è un po' il target che si vuole arrivare, in modo da ridurre da 8.000 arrivare ai 4.000 comuni. E questo è l'obiettivo del legislatore, che sotto un certo aspetto non penso nemmeno sia sbagliato l'obiettivo, però è il metodo che è sbagliato. Cioè, il metodo non deve assolutamente essere questo, non puoi ridurre un territorio a un'amministrazione a mettere a tassare i propri cittadini e non riuscire a dare il servizio nemmeno di tagliare l'erba o di pulire la strada. Perché c'è un cittadino dice ma a questo punto perché devo... La cartina di tornasole, che non è mai successo dal dopoguerra a oggi, che i cittadini mi arrivano in ufficio, e non solo nel mio ma anche in quello dei miei colleghi, e mi chiedono di togliere il terreno edificabile e di renderlo agricolo, perché non riescono più nemmeno a pagare l'IMU. Questo è palissiana la situazione. Quando un cittadino arriva e ti chiede per favore, toglimi l'edificabilità del mio terreno, e qui abbiamo detto tutto. Abbiamo raggiunto, infatti sono arrivati dei messaggi che proprio manifestavano lo stato ormai di sdegno ma anche rassegnazione dei cittadini che si sentono anche truffati proprio a fronte di servizi che non ricevono, per cui dicono mi chiedi però non mi dai, ed è una bruttissima percezione questa, Presidente. Sì, e mi unisco anche a quello che diceva il Sindaco Martellato, cioè perché sacrificare amministratori che lo fanno perché amano la propria città, il proprio territorio, creando tutta questa serie di modifiche normative senza essere chiari su qual è l'obiettivo? Perché alla fine, voglio dire, io sono entrata in carica, sono stata eletta a maggio del 2012, ma sono 3 anni in cui abbiamo ogni 20 giorni una modifica. Di Mirano. Io sono anche sindaco di Mirano, oltre presidente dell'ANCI, un comune di 27.300 abitanti, quindi neanche proprio piccolo, però ogni 20 giorni è arrivato un provvedimento che è andato a toccare la finanza locale, non è stato possibile fare programmazione, ho dovuto trovare strategie di risparmio e spostare comunque somme da un capitolo all'altro, ho estinto tantissimi mutui, quindi l'indebitamento del comune, ma adesso mi ritrovo, ho un bilancio di quasi 19 milioni di euro, 9 milioni di euro accantonati inspendibili. Non, sono... 9 milioni, non stiamo parlando di 9 milioni. Ho un indebitamento nei confronti delle banche attorno al 3,7% quando la percentuale è stata portata al 10%, per cui non è che, perché dicono, è stata agevolata la possibilità di fare mutui nella legge di stabilità. Non ho bisogno di mutui, basterebbe che permettessero di spendere i soldi che abbiamo. Dirlo a un cittadino è inspiegabile, lo stiamo dicendo, lo sto portando in ANCI nazionale, noi abbiamo, la stragrande maggioranza dei comuni del Veneto è in queste situazioni. Siamo all'interno ovviamente dell'Unione Europea, però non si riesce più a spiegare, ma perché è anche ingiustificabile questo, è ingiustificabile. Nell'arco di, si parla che giugno-luglio dovrebbero essere pronte la nuova tassazione è la local tax, la chimera che secondo le proiezioni di studi dovrebbe permettere ai comuni di dire al cittadino
tu paghi questo e io ho la possibilità, paghi 100 e 100 lo spendo per darti servizi. Oggi non è così, perché una parte della tassazione locale se la trattiene a monte lo Stato. La local tax dovrebbe essere questo. Però non ci sono proiezioni chiare, noi siamo spaventati perché da un lato l'Anci Veneto è da anni che fa questa battaglia per avere l'autonomia finanziaria e quindi poter dire chiaramente un sindaco ci mette la faccia, un'amministrazione ci mette la faccia e tu pagherai 100 e 100 potrò reinvestire. Ed è da anni che si fa questa battaglia, ma non ci sono ancora simulazioni chiare perché in realtà si mettono insieme una serie di tasse che sono tutte molto diverse e poi ogni... Quindi non sarà un beneficio, perché dicono che lo trattano come una semplificazione, un beneficio eccetera. Sarà una semplificazione per il cittadino, ma bisogna, quello che non è, perché il cittadino pagherà teoricamente uno, però 1 su 12 spero, perché dovremmo fare 12 rate, perché se è una che riunisce tutto, visto che ce ne sono tantissime, bisognerà anche renderla compatibile. Ma al di là di questo bisogna capire se le entrate poi, che resteranno a carico del comune, saranno le entrate del 2015. Perché se non sono le entrate del 2015 bisogna tagliare i servizi, visto che i trasferimenti statali ormai sono stati tagliati del 50% negli ultimi 3 anni e corrispondono al 10% delle risorse del comune. Per il mio comune i trasferimenti statali corrispondono solo al 10%, il 90% lo pagano i cittadini. Alla facciata. Però di questo 90% lo Stato non mi fa spendere l'intero 90% perché una parte purtroppo è lì per il patto di stabilità. E questa è l'altra questione. Infatti, ma aggiungo appunto sulla local tax che sarà, speriamo che sia una tassa effettivamente del, come si suol dire, no? Che il cittadino possa schematizzarla in vedo, pago e voto. Cioè vedo cosa fai, io ti pago la tassa e dopo giudico con il voto se hai fatto bene o no, che sarebbe questo l'obiettivo. Però non è detto che sia così, perché se ci tolgono l'addizionale IRPEF, come si sente dire, deve esserci un bel ribilanciamento, perché non è detto che l'IMU che mi rimane, cosa che oggi non mi rimane perché il 38% della mia IMU lo do al fondo di solidarietà, quell'IMU che mi rimane va a compensare la mancanza di addizionale di IRPEF? Dipende, c'è il comune che sicuramente ha dei bassi redditi e magari alte case, sì. Altri comuni che magari hanno redditi alti e ha poche case, magari no. Quindi bisogna veramente vedere, e poi dentro questa tassa ci vogliono mettere altre tasse e va benissimo da parte del cittadino perché ne ha una sola e finalmente direi da parte, e parlando come cittadino, ma come amministratore è giustificata all'interno che tutta la comunità, tutti i cittadini vadano a pagare alcune tasse che invece sono utilizzate oggi solo da chi ne utilizza, tipo l'occupazione del suolo pubblico, tanto per dircene una, no? Bisogna veramente vedere, io spero veramente che il legislatore ci stia ragionando e faccia del suo meglio. Vedendo come sono andate fino ad oggi le cose ho qualche preoccupazione. Ecco, Presidente, lei ha chiesto un'audizione anche con il Presidente del Consiglio Renzi, che peraltro viene da un'esperienza di sindaco, per cui tutti quanti auspicavano, io so che benissimo tutti auspicavano, come anche in altre situazioni, è stata una maggior comprensione delle dinamiche che vivono i territori, che le amministrazioni comunali. Che prospettive ci sono? Avete avuto l'incontro? Quando dovrebbe esserci? Allora, come vede la situazione? questa deliberazione, questa strada è stata sostanzialmente decisa appunto neanche una settimana fa, perché oggi siamo martedì e quindi mercoledì nel Comitato Direttivo Nazionale. Adesso siamo in attesa appunto di avere la data dell'incontro e credo che tutte le regioni, tutte le ANCI si mobiliteranno per fare degli incontri anche nei propri territori per spiegare le ragioni del perché chiediamo con forza dei provvedimenti specifici sui comuni, che cosa sta mancando dal governo, che sono queste somme del fondo di solidarietà, che sono quelle legate
all'abolizione dell'IMU prima casa. L'abolizione dell'IMU prima casa ha creato dei buchi di bilancio enormi. La stragrande maggioranza dei comuni d'Italia, se non viene approvato questo provvedimento in cui vengono individuati i 625 milioni da portare sul fondo, non saranno in grado di chiudere i bilanci. Si parla di 30 milioni che mancano a Torino, sulle grandi città parliamo di milioni, però le somme sono sempre proporzionate alle città. Se anche si parla di 100.000 euro, 200.000 o 1 milione di euro, comunque sono proporzionate e sono tutte terribili. E quindi questa è la prima richiesta, ripristinare questi 625 milioni che anche il governo li dovrà togliere da qualcos'altro. Pare che in questi primi mesi ci siano lo spread, altri segnali un po' positivi, pare che forse li stiano trovando, però noi chiediamo che il provvedimento deve essere prima delle festività pasquali, perché se no come facciamo a fare l'approvazione dei bilanci per poi dare i servizi ai cittadini? Chiarissimo. Allora, abbiamo ancora qualche minuto, però dopo la pubblicità, perché dobbiamo parlare anche del discorso che interessa molti cittadini, della sicurezza. E anche qui, se ci sono dei tagli, come destinarli poi alla sicurezza del territorio? Il problema degli immigrati, visto le notizie che sono pronte migliaia di persone ad arrivare e dove metterli, è un'altra problematica, soprattutto per i comuni che hanno già dato ospitalità e in che condizioni è tutto da dire. Ne parliamo tra pochissimo, dopo la pubblicità.